Mister, non siete partiti benissimo, poi vi siete ripresi e è arrivata questa vittoria che ci voleva anche dopo Mogliano. Sì, siamo contenti per il risultato, forse un po' di rammarico per un paio di mete che probabilmente ci stavano in più, visto l'andamento della partita. Sì, hai detto bene, è stata una partenza con handicap, perché siamo partiti da partire con 10 punti. Non è la partenza che ci aspettavamo, però ha dato grande merito ai ragazzi che si sono attenuti alle direttive, si sono attenuti al piano di gioco, e il risultato, insomma, sono stati quasi 50 punti a una buona squadra come la Lazio. Il pubblico ha rumoreggiato molto contro l'arbitro, lei un giudizio sull'arbitraggio? Ecco. No, l'arbitro fa parte del gioco, ne prendiamo sempre atto a fine partita e sono i garanti del gioco, e speriamo che, insomma, noi guardiamo il nostro, guardiamo il lavoro che facciamo noi e siamo molto soddisfatti di quanto fatto oggi. Prossima settimana torna l'Europa, quindi che precauzioni avete preso per evitare i risultati delle prime due uscite? Ma ci siamo mossi tramite il nostro presidente con una richiesta all'IRB per giocare con 18 giocatori. No, scherzo. Ovviamente giochiamo contro una squadra che non ha bisogno di presentazioni come Perpignano, una squadra abituata a giocare l'Heineken Cup, che solo un paio di stagioni fa ha vinto il campionato francese. Adesso non sta attraversando un buon periodo, ma insomma, ripeto, è una squadra che non ha bisogno di presentazioni. Dobbiamo continuare ad avere fiducia in quello che facciamo, continuare ad avere fiducia nel nostro gioco e cercare di competere, perché l'obiettivo di inizio stagione, ricordiamolo, era quello di cercare di competere a questi livelli. Non è stato fatto a Exeter, per cui dobbiamo sicuramente migliorare quanto fatto nell'ultima partita di Coppa. Quello è un punto di partenza dal quale riprendere il cammino.